Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici e amiche, la visione all'ascolto, edizione del giorno per quanto riguarda infofriulitv.net. Apriamo subito con l'aggiornamento in merito all'incidente accaduto questa mattina lungo la ciclovia Cottur a Trieste. Una donna di 36 anni di Trieste è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta questa mattina dal ponte della ciclovia Cottur lungo l'ex ferrovia in località Altura, in una zona periferica e alta della città, e ad aver fatto un volo di una cinquantina di metri. Per salvarla sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino di Trieste assieme ai vigili del fuoco. Il sinistro si è verificato poco prima delle 8. Gli uomini dei soccorsi, insieme con i sanitari di un'ambulanza giunta da Catinara, sono scesi a piedi lungo il pendio sottostante dove ci sono prati e vegetazione, raggiungendo la donna, che è stata subito stabilizzata adagiata nella spinale e poi nella barella portantina del soccorso e recuperata con un sistema di corde in contrappeso. È stata ricoverata a Catinara, dove è stata immediatamente sottoposta ad intervento chirurgico. La ciclovia Cottur, lunga più di 10 km, dal centro di Trieste raggiunge la Slovenia, superando un dislivello molto importante. In alcuni tratti il percorso si svolge lungo gallerie e ponti, alcuni molto alti. Ne abbiamo dato notizia nell'edizione del mattino, rintracci in Friuli Venezia Giulia e l'aggiornamento nel servizio. Ancora rintracci di irregolari in Friuli Venezia Giulia, un cospicuo gruppo formato da quasi 130 persone, in maggior parte uomini ma anche donne e minorenni, è stato rintracciato nella notte, nelle prime ore di stamani, a nord di Udine dalle forze dell'ordine, seguito delle segnalazioni di cittadini automobilisti. Quasi una settantina, tra cui donne e minorenni, quasi tutti di nazionalità pakistana, nepalese ed eritrei, quelli rintracciati in poche ore dai carabinieri della compagnia di Udine, mentre camminavano in fila indiana lungo la strada regionale Udine 42, all'altezza di Pagnacco e Tavagnacco. I restanti, invece, tra cui si contano un altro paio di donne e un minore, la maggior parte pakistani e bengalesi, sono stati rintracciati dalla Polizia di Stato e un piccolo gruppo anche dalla Guardia di Finanza, sempre lungo la strada regionale all'altezza di Osoppo. Sono in corso le procedure sanitarie di identificazione dei migranti nel rispetto delle norme anti-Covid. Per questo sono stati portati a bordo dei pullman all'interno della ex caserma Cavarzerani di Udine per il triage sanitario e successivo trasferimento in strutture di accoglienza. Le indagini sono in corso per risalire ai passeur che probabilmente sono entrati nel nostro paese attraverso i valichi con la Slovenia di Gorizia e Trieste e che li hanno poi accompagnati da noi. Si ritiene che fossero stati fatti scendere da uno o più mezzi poco prima del casello autostradale di Gemona Osoppo. Per questo sotto osservazione le telecamere di videosorveglianza poste lungo l'autostrada A23 e nelle zone dove poi sono stati rintracciati questa mattina. Ci trasferiamo adesso a Tarvisio per dire che con l'apertura oggi del centro vaccinale a Tarvisio potenziamo l'offerta e le risposte per la popolazione della montagna. Apriremo Gemona il 26, 27 e 28 aprile per le mattine dalle 9 alle 14, poi pensiamo a soluzioni mirate per raggiungere anche le valli. L'1 e 2 maggio riattiveremo Tolmezzo per le prime dosi di Pfizer e richiami. Continua quindi l'impegno per organizzare questi centri e rendere il più possibile agevolare velocemente la vaccinazione.
Le lamentele che ascolto talvolta sono legittime, ma si deve considerare che oltre a servire i territori più disagiati, occorre continuare con un'organizzazione che punti a quota centinaia e centinaia di vaccinazioni. Lo ha affermato il vice governatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, al termine del sopralluogo. Presenti il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Mazzolini, i sindaci di Tarvisio Renzo Zanette e di Gemona Roberto Revelant, al nuovo centro vaccinale di Tarvisio che è stato realizzato nel palazzetto dello sport del capoluogo della Val Canale. E adesso ci trasferiamo, restiamo per quanto riguarda la cronaca, ma torniamo a Trieste per dire che ci sono interessanti novità per quanto riguarda un po' la situazione del momento, va detto, perché veramente siamo a livelli assurdi per quanto riguarda certe cose, per dire che un indiano di 51 anni, quelli senza penna in testa, tanto per essere chiari, che nell'arco degli ultimi 2 anni si è recato, pensate, ben 30 volte al pronto soccorso in stato di ubriachezza molesta, sarà espulso dal nostro paese. Lo ha deciso il prefetto di Pordenone, Domenico Lione. La decisione è stata assunta dopo che l'uomo, nel corso delle sole prime 2 settimane di aprile, si è rivolto alla struttura sanitaria per ben 7 volte dopo assunzione smodata di alcol in stato di alterazione. L'extracomunitario, a seguito delle sue condotte, era stato destinatario anche di un foglio di via dal comune di Pordenone emesso il 10 agosto dell'anno scorso con intimazione a ritornare nel comune di provenienza. Dopo il provvedimento del prefetto, il questore Marco Odorisio ha disposto il trattenimento presso un centro di permanenza per il rimpatrio in ragione della pericolosità sociale manifestata dall'uomo che è stato accompagnato al CPR di Milano. E per quanto riguarda è tutto al momento per questa edizione giorno di infofriulitv.net. Nel corso della giornata chiaramente vi terremo informati e aggiornati per quanto riguarda la cronaca. Per lo sport, tra pochi minuti, per chi ci sta ascoltando in diretta alle 15 allo stadio Scida di Crotone, scende in campo l'Udinese contro la formazione calabrese per il turno di campionato. Questa sera alle 18 invece allo stadio Tegil gioca il Pordenone in Serie B, nella speranza insomma di riprendere il ciclo vincente rispetto a questi periodi molto alternati, usiamo questo termine, della compagine in riva al Noncello. Grazie ancora come sempre per la visione e l'ascolto, buon pomeriggio a tutti. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Zano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position.